Gentili telespettatori, ben ritrovati in diretta. Spazio quest'oggi dedicato all'approfondimento della salute. In particolare parliamo della fibromialgia, una patologia che colpisce più spesso le donne in età adulta. Per parlarci di questo è in collegamento con noi, saluto e ringrazio il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Buongiorno e ben trovato, professore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Parliamo di una patologia piuttosto poco valutata, poco conosciuta, diciamo, in senso lato, e poco considerata dai medici anche in generale, ma da tutti. Viene spesso creduta come un problema psicologico, depressivo, di ansia, eccetera. Invece è una patologia vera e propria, che è stata ben codificata dalle autorità scientifiche e sanitarie nel mondo intero. Certo, e siamo qui proprio per approfondirlo e per informare. Prima di partire con l'argomento di oggi, io vorrei che ci raccontasse brevemente la sua ultima esperienza al Maurizio Costanzo Show. È stato ospite proprio un mese fa circa, professore. Era la mia 26esima volta che andavo al Maurizio Costanzo Show. Sono andato la prima volta nel 1993 e questa ultima volta ritornavo al Teatro Parioli, che è sempre un'atmosfera unica, magica, del Maurizio Costanzo, dove andavo appunto allora, che poi dopo negli ultimi anni è stato trasferito in altra sede, però il Teatro Parioli è veramente una cosa unica. È un'atmosfera particolare, purtroppo per noi medici non è così facile poter inserire delle cose che sono interessanti e utili per la popolazione, però si riesce a, diciamo, a dire delle cose che altrimenti non è facile dirle in altre sedi. In particolare quel mese fa abbiamo parlato sia dei tumori, della terapia anche dei tumori e anche della prevenzione dei tumori con il tabacco riscaldato, cioè con trattamenti diversi rispetto al fumo, diciamo, che si brucia, che provoca i tumori, mentre invece il tabacco riscaldato li riduce molto. E poi abbiamo parlato anche del long Covid, di questa patologia che persiste in molti pazienti dopo un'infezione anche banale. E poi ho presentato anche per la prima volta un libro sulla sindrome da fatica cronica, la fibromialgia e anche il long Covid, che sarà nelle librerie all'inizio del prossimo anno, di cui parleremo più avanti quando ci sarà. Ho lasciato lì l'unica copia che avevo, l'ho lasciata lì al Maurizio Costanzo, per cui non ce l'ho adesso in mano per farvela vedere a voi, ma ne parleremo più avanti. Certo, ecco, l'abbiamo vista insieme ad altri illustri ospiti, insomma, del mondo scientifico, ma anche della musica, della cultura e del cinema. Quindi, insomma, sempre una bella esperienza, io credo, ecco, mettersi anche a disposizione per divulgare le proprie conoscenze nell'ambito medico-scientifico, professore. Per esempio con NEC, no? NEC mi ha detto: ma io sono di Sassuolo, ma tu sei della Bassa Reggiana, sei di San Martino in Rio. Così abbiamo parlato un po' in emiliano, perché nelle televisioni, vorrei dire, approfitto, si parla praticamente solo romano, lì poi non se ne parla Maurizio Costanzo, proprio la lingua ufficiale è il romano. Per cui quando noi ci incontriamo gli emiliani, per esempio, ci dilettiamo un pochino a parlare un po' bolognese, oppure reggiano, oppure modenese. E a far sentire un po' la cadenza, ecco. Eccolo qui il libro. Allora, professore, addentriamoci nell'argomento di quest'oggi, perché abbiamo detto la fibromialgia è una patologia che colpisce più spesso le donne in età adulta. Quante donne colpisce? Che incidenza ha? Colpisce molte persone. In Italia si calcola che ci siano 2 milioni di persone che soffrono di fibromialgia. Cos'è la fibromialgia? È un reumatismo, però non articolare, che non colpisce le articolazioni come tutti i reumatismi e non è infiammatorio, e che è caratterizzato da un dolore diffuso
dalla testa ai piedi, di cui non si capisce la causa sostanzialmente. Noi diciamo eziopatogenesi, ma vuol dire non si capisce il perché venga fuori, ma fatto sta che è una patologia che colpisce soprattutto le donne, ma anche gli uomini, soprattutto di un'età di media età, di 20, 30, 40, 50 anni, e che è caratterizzata appunto da questo dolore diffuso, veramente un dolore molto 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 severo, insieme a una serie di altri sintomi che sono la grande stanchezza spesso associata, i disturbi della concentrazione della memoria, proprio un problema di confusione mentale che è spesso presente, poi tutta un'altra serie di problemi, proprio il colon irritabile e tutta una serie di faccende, che tutto questo è secondo la classificazione dell'American College of Rheumatology, e non è che è una cosa così che nasce da qualcuno in particolare, già nel 1990, ma poi dopo ci sono state delle altre definizioni, ma sempre di organismi scientifici internazionali che valutavano questa patologia di fibromialgia, per la quale purtroppo la severità è tale per cui i pazienti fanno fatica anche a trovare dei trattamenti efficaci. Solitamente si usano dei farmaci antinfiammatori, antidolorifici, biorilassanti, antidepressivi. Per esempio una terapia che può essere utile, la cannabis per esempio anche a bassi dosaggi, può essere un trattamento che può essere efficace per i dolori, ma sostanzialmente molti pazienti non trovano trattamenti efficaci. Allora noi, sulla base anche dell'esperienza dell'ossigeno-ozonoterapia in tante patologie, soprattutto nella sindrome della stanchezza cronica, nel long covid, in tante altre patologie dove abbiamo già parlato, mi pare una puntata precedente, certo, una cosa proprio sull'ossigeno-ozonoterapia, appunto tramite l'ossigeno-ozonoterapia abbiamo visto dei risultati veramente molto sorprendenti, cioè siamo stati veramente molto contenti, abbiamo anche pubblicato questi dati, sono in via di pubblicazione un aggiornamento di questi risultati su 200 pazienti, pensate, 200 pazienti, tutto questo nell'ambito della Società Scientifica di Ossigeno-Ozonoterapia, la SIOT, perché l'ossigeno-ozonoterapia si può fare da noi a Pordenone chiaramente, o a Milano, ma anche in tante altre sedi, basta andare su Google e mettere SIOT e ben fuori dove è che si può fare questo trattamento. Ma comunque nella fibromialgia abbiamo fatto 200 pazienti, abbiamo avuto il 70% di risultati positivi, che è molto per noi, ecco, purtroppo non è tanto per coloro che sono nel 30%, bisogna sempre ricordare che in medicina non abbiamo mai il 100% dei risultati, perché poi succede che adesso in tempi di social, quando tu dici che funziona, c'è subito qualcuno che dice io l'ho fatto ma non funziona, non è vero quello che lei dice perché non funziona, io l'ho fatto e non funziona. Allora bisogna sempre ricordare che quando parliamo di terapie in qualsiasi malattia, noi diciamo funziona quando si è oltre un certo limite di risultati, cioè per esempio nel 70% dei casi c'è un beneficio come in questo caso, allora diciamo che funziona, ma sappiamo sempre, delle volte ci dimentichiamo di ricordarlo, questa volta lo sto dicendo, che purtroppo non succede in tutti i pazienti, ma questo evidentemente succede perché quando qualcuno scoprirà il perché prenderà un premio Nobel sicuramente, perché è una cosa che proprio non sappiamo, perché nei tumori, in tante altre malattie succede che uno guarisce e quell'altro muore facendo lo stesso tipo di trattamento per la stessa malattia. Quindi tornando al discorso della fibromialgia, questa è una patologia molto severa, molto invalidante, i pazienti non riescono spesso a continuare a lavorare e a fare quello che facevano prima, devono lasciare l'attività perché non riescono a dormire di notte, tutta una serie di problemi. Peraltro, accennavo prima al 70% dei risultati, sono stato molto molto colpito dal fatto che un'associazione di pazienti con sindrome fibromialgica, questi della Val d'Aosta, cioè ci sono delle associazioni in Italia sulla fibromialgia, come c'è sulla sindrome della stanchezza cronica, sui tumori, in tutte le malattie, ci sono i pazienti che fanno delle associazioni anche per ricordare i problemi delle loro patologie. Ebbene, l'associazione sindrome fibromialgica, ho qui davanti proprio il pezzo, ringrazia i pazienti, ringraziano per l'utilizzo della ozonoterapia che hanno ricevuto in un ospedale della Val d'Aosta. La Val d'Aosta permette, intanto ha dato
diciamo, per una delle poche, se non l'unica regione italiana che ha riconosciuto la fibromialgia come una patologia che rientra nei LEA, cioè in tutte quelle patologie che sono livelli essenziali di assistenza, vuol dire LEA, cioè che vengono riconosciute e coperte dal sistema sanitario della Val d'Aosta in questo caso. E loro non solo sono riconosciuti come fibromialgia, come patologia, ma hanno anche avuto accesso all'ospedale della Val d'Aosta e ringraziano per questo, perché hanno avuto una terapia, l'ossigeno-ozonoterapia, di cui adesso parliamo, che hanno beneficiato notevolmente, dicono espressamente: stiamo beneficiando di notevoli effetti di tale prestazione, tanto da definirla salvavita, o meglio salva dal dolore. Meglio salva dal dolore perché non si muore, insomma non è una patologia che porta a morte, ma il dolore, voi potete immaginare cosa vuol dire vivere tutta una vita, anni e anni di dolori diffusi dalla testa ai piedi e cose di questo genere. L'ossigeno-ozonoterapia appunto agisce molto bene, ci ha dato degli ottimi risultati, un trattamento molto semplice che si può fare sia per via venosa oppure anche in aggiunta anche localmente nei punti più dolenti, perché a volte succede che c'hai un beneficio complessivamente con questo trattamento in vena, però hai poi dei problemi, ti persistono dei problemi locali da qualche parte dove hai dolori maggiori che fanno fatica ad andare via, anche lì si possono trattare localmente, sempre con l'ossigeno-ozonoterapia in trattamento locale. Certo, che abbiamo sentito dare dei risultati davvero molto importanti e soddisfacenti, insomma poi ogni caso è a sé stante, lo ripetiamo naturalmente sempre. È importante anche la testimonianza che ci ha letto, proprio perché i sintomi che lei ci ha descritto, professore, sono tutti aspecifici. Io credo che fare una diagnosi sia estremamente complicato. Beh, certo, può essere difficile perché spesso molti pazienti ci mettono molto tempo, delle volte anni, per avere uno specialista che capisca di cosa stiamo parlando, della patologia che c'è, perché ovviamente bisogna fare sempre una diagnosi differenziale con altre patologie, ecco, che potrebbero essere presenti, tipo anche il reumatismo articolare, piuttosto che varie patologie, insomma bisogna capire e appunto fare una diagnosi e poi fare quei trattamenti che solitamente sono quelli che ho detto prima, biorilassanti, antinfiammatori, antidolorifici, la cannabis, antidolorifici, no? Insomma tutti quei trattamenti che alle volte possono funzionare ma spesso possono invece non funzionare, quindi richiedono trattamenti diversi, ecco, di altro genere, e quindi questo è il trattamento che poi noi facciamo. Certo. Professore, abbiamo detto che è una condizione cronica. Le chiedo perché colpisce, come abbiamo detto, in maggior numero le donne in età adulta, e le chiedo anche se c'è una sorta di predisposizione genetica a sviluppare la fibromialgia. Ecco, su questo si sta studiando per la predisposizione genetica, se c'è. Effettivamente ci sono dei casi in cui nella famiglia ci sono dei pazienti che hanno avuto la fibromialgia o patologie reumatologiche, diciamo, che in qualche maniera potrebbero suggerire che ci potrebbe essere una predisposizione, però è una roba proprio così aneddotica e non scientifica, non ci sono dei dati che dicono le donne perché probabilmente il loro sistema immunitario, il sistema ormonale, perché ecco, appunto bisogna sempre considerare che le donne purtroppo non sono mai state studiate bene come gli uomini nella medicina moderna. Effettivamente c'è questa medicina di genere che sta avanzando giustamente, perché questo dico questa cosa? Perché molti studi sulle malattie e soprattutto sui trattamenti vengono fatti non volontariamente, ma succede così, più sugli uomini che sulle donne, per cui non si capisce poi se quei risultati che si ottengono in tutte le malattie poi sono validi anche per le donne, quando invece hai fatto un trattamento solo sugli uomini, per esempio, per caso o comunque per il fatto che gli uomini casomai erano preferiti, non si capisce bene il perché, ma fatto sta che è un dato di fatto che le donne possono avere, come sappiamo bene, per esempio nelle malattie cardiovascolari,
le donne hanno tutta una condizione diversa rispetto agli uomini, anche come sintomatologia, anche come rischio e cose di questo genere. Non sono mai state studiate bene nel passato, adesso chiaramente si studiano molto di più, ma però voglio dire, questo per dire che perché le donne di più, fatto sta che questo è un dato di fatto, effettivamente noi non abbiamo trattato diciamo, la fibromialgia dei maschi, anche perché non ce ne sono tanti, invece ci sono tante donne, e quindi abbiamo trattato le persone che solitamente vengono colpite come sesso, voglio dire, le donne. Quindi le cause non sono ancora completamente chiare, professore? Sa bene il perché avvenga questa malattia e comunque anche perché le donne rispetto agli uomini, ma si immagina che come altre patologie, anche la sindrome da fatica cronica è così. Per esempio nel long covid invece non c'è questa differenza, no? Per esempio almeno non è così marcata come è in questa patologia dove l'80% diciamo sono donne o 70% e il 20-30% sono uomini, quindi, e poi anche l'età, per esempio nella sindrome da fatica cronica, che è una condizione che alle volte assomiglia alla fibromialgia o si sovrappone alla fibromialgia, la sindrome da fatica cronica capita spesso in persone più giovani, persone di 20-30 anni, quando invece la fibromialgia è un po' più in là nell'età. E tutto questo non è ben conosciuto il perché, ma comunque esiste questa patologia. L'importante è che venga dato riscontro, risalto e non venga considerata un piagnisteo, ecco, perché alle volte succede così. Molti pazienti che io ho visto, che vedo, con fibromialgia si lamentano proprio che non sono considerati neanche in casa alle volte, neanche i loro familiari capiscono il problema che hanno questi pazienti, no? di severità di sintomi e della difficoltà di diciamo, convivere con questa patologia che non è mortale ma che è molto molto invalidante. Certo. E quindi bisogna cercare trattamenti che siano efficaci, possibilmente meno tossici, perché quei trattamenti che ho detto prima alle volte danno anche degli effetti collaterali non indifferenti. Parlo degli antidepressivi e farmaci antidolorifici e quant'altro, quindi insomma poi in qualcuno può funzionare ma in molti casomai non funzionano o comunque hanno funzionato e poi smettono di funzionare, ecco. Quindi bisogna trovare sempre dei nuovi trattamenti e questo, l'ossigenodonoterapia, è sicuramente un trattamento, non è molto popolare tra i medici, devo dire francamente, cioè non ho dubbi di dire queste cose, perché anch'io non conoscevo l'ossigenodonoterapia fino a 10 anni fa, poi a un certo punto ho capito che mi sono fatto consigliare dal professor Franzini, per esempio a Bergamo, che era il presidente della SIOT a quel tempo, e che quindi mi ha fatto vedere che funzionava sia nella stanchezza cronica che nelle patologie con dolori cronici. Quindi bisogna affrontare, bisogna sempre darsi da fare per cercare nuove cose e cercare poi di utilizzarle per le patologie che si vedono. Lei dice che c'è un po' di scetticismo anche da parte dei suoi colleghi nell'utilizzo di questa terapia. Che non sono stati, io non avevo mai sentito parlare fino a 10 anni fa, ecco, di questa cosa, no? Voglio dire, dell'ossigenodonoterapia. E poi il problema è che, capisce, l'industria farmaceutica è molto presente, no? Che è giustamente così, perché non è che sono qui a negare i grandi progressi della terapia dei tumori o dell'AIDS. Pensiamo che io ho vissuto tutta la storia dell'AIDS. Certo. E la gente morivano tutti quelli che avevano l'AIDS, non c'era uno che guariva. Poi sono arrivati dei farmaci portentosi che sono ancora in atto, che ancora funzionano e hanno risolto il problema, nel senso che non si muore più, casomai si vive cronicamente, casomai con degli effetti collaterali, anche perché appunto facendo dei farmaci per tanti anni possono essere degli effetti collaterali, ma che però hanno dato dei grandi risultati, così vale per i tumori. Ma però ci sono anche altri trattamenti che potrebbero essere considerati, per esempio l'ossigenodonoterapia, è un trattamento che comincia anche a essere considerato, per esempio le ernie lombari, è un trattamento veramente molto efficace, lo si fa localmente e molti chirurghi capiscono che non è il caso di fare la chirurgia se non prima provi altri trattamenti, per esempio uno di questi è l'ossigenodonoterapia locale, ovviamente in questo caso si fa localmente, invece nella fibromialgia dobbiamo fare un trattamento per via sistemica perché il dolore è sistemico,
diciamo, è dappertutto, vuol dire non è una cosa locale come l'ernia lombare, no? Che c'hai il dolore lì, la ciatalgia, casomai ora fai il trattamento locale. Quindi comunque voglio dire che è difficile, diciamo, combattere contro il Big Pharma, perché giustamente loro portano avanti i farmaci che loro producono e che vendono, no? È anche logico per certi aspetti, però chiaramente questo non è un trattamento che si vende in farmacia, bisogna, come abbiamo fatto noi qui alla Tirelli Medica, alla Pordenone e anche a Milano, ci siamo industriati a imparare la tecnica, andare da dove già lo facevano e abbiamo imparato. E nella nostra clinica abbiamo la macchina che appunto permette di trasformare l'ossigeno in ozono. Pensate che questa macchina deriva, l'ho già detto probabilmente, ma lo ripeto perché è un tributo a un genio dell'800, del 1800, di quel secolo, che è simile a Leonardo da Vinci, che è Nikola Tesla. Nikola Tesla è stato quello che ha brevettato nel 1896, ha brevettato la macchina per produrre l'ozono dall'ossigeno. Quindi poi questa ossigeno donoterapia è stata usata per esempio nella prima guerra mondiale, chissà perché non se ne parla mai, no? E anche quando si parla di Nikola Tesla non ho mai sentito parlare, si parla ovviamente di lui come quello che ha inventato l'elettricità, ha inventato la radio, eccetera, eccetera, ma non si parla mai di quello che lui ha inventato, per esempio l'ossigeno zonoterapia. Mi tengo sempre qua sul mio studio il brevetto originale, non so, forse l'ho già fatto vedere ma non mi ricordo, ma faccio vedere il brevetto del 1896 che Nikola Tesla ha presentato negli Stati Uniti, a New York, appunto il 22 di settembre. Ora, tutto questo quindi per dire che non è una cosa che è nata ieri, è una cosa che in tutto il secolo scorso è stato usato soprattutto in Germania, ma anche in Russia, anche a Cuba, anche in Spagna, in Italia. Ci sono tanti centri dove fanno questo trattamento con benefici. Certo. Certamente se la sanità pubblica non lo accetta, non lo approva, eccetera, eccetera, questa è un'altra questione, noi non possiamo farci niente, ma sarebbe il caso, come hanno fatto appunto in Val d'Aosta. Val d'Aosta hanno non solo riconosciuto la fibromialgia, ma anche l'ospedale della Val d'Aosta fa l'ozonoterapia a carico del sistema sanitario della Val d'Aosta. Quindi capite che cosa vuol dire questo? Loro ringraziano, ripeto, perché sono i pazienti che parlano, non sono i medici, i pazienti che dicono, i pazienti di fibromialgia, per tornare alla fibromialgia, dicono grazie perché ci avete dato la possibilità di fare un trattamento che ci ha beneficiato. Chiaramente anche qui non tutti avranno avuto il beneficio che si aspettavano, eccetera, eccetera, come sempre, però se loro scrivono questa cosa, questa è l'associazione sindrome fibromialgica della Val d'Aosta, vuol dire che qualcosa ha fatto questo trattamento. No, certo, è una testimonianza importante, certo. Io credo sempre, io nella mia vita professionale ho sempre dato spazio in tutte le sedi tumorali, della stanchezza cronica, dei guariti, ai pazienti, perché i pazienti non sono numeri, non sono statistiche percentuali. Io quando dico l'80%, il 70%, sì, capisco che uno può essere scettico, dice ma il 70%, 30%, tutte queste belle cose, ma quando sono i pazienti che parlano e dicono i loro problemi e i loro vantaggi, casomai dei trattamenti, questa è una cosa che mi convince molto, cioè mi convince, insomma, mi dà diciamo una sicurezza maggiore, ecco, perché e tra l'altro altro mi inorgoglisce da questo loro messaggio è che ricordano che questa cosa è stata pubblicata già nel 2019 dal professor Umberto Tirelli, che io ho scritto un lavoro a quel tempo, nel 2019, dicendo dell'efficacia della terapia nella fibromialgia con l'ossigeno zonoterapia. Questo per dire che quando si pubblicano poi i risultati sulle riviste scientifiche accreditate, poi c'è anche chi ne trae vantaggi. Per esempio in questo caso, questi della Val d'Aosta, io non ho mai visto un paziente di fibromialgia della Val d'Aosta, però loro hanno saputo di questa efficacia
l'ossigenotonoterapia appunto dalle pubblicazioni mia e dei miei collaboratori e anche di altre pubblicazioni sempre sull'ossigenotono che abbiamo fatto e che hanno raggiunto i medici e i pazienti di quella patologia. Certo, e hanno voluto mettere nero su bianco, come abbiamo sentito, ecco, i loro benefici. Professore, molto. prima di andare in pubblicità, le è arrivata una domanda con uno spunto interessante da una telespettatrice che ci segue da casa e ci scrive: buongiorno dottore, mi è stata diagnosticata la fibromialgia un anno fa. Spesso però mi sento giù e sono molto più ansiosa di prima. Non vorrei prendere farmaci, ma non mi sento serena e ho stati d'ansia anche di una certa importanza. Esiste, professore, un collegamento, lei l'ha accennato prima, tra la fibromialgia e alcune forme di ansia e magari anche depressione? Guardi, l'ansia e la depressione sono tipiche di patologie croniche, cioè tutti quelli che hanno patologie croniche, non parliamo dei tumori ma parliamo anche di altre patologie croniche, portano spesso ad ansia e anche a depressione, soprattutto se uno ha una malattia che sa che purtroppo non riuscirà a combattere, a vincere, come in certi tipi di tumore. Quindi voglio dire che però anche in questo ambito della fibromialgia effettivamente ci può essere una concausa, diciamo all'inizio, che uno è, come dire, predisposto di più, ma devo dire che nella mia esperienza non è quello, anche perché i trattamenti antidepressivi dei pazienti che vedevo, che ho visto, che vedo tutti i giorni, non hanno mai tratto beneficio da questi trattamenti, anzi invece hanno tratto effetti collaterali, per cui devo dire che bisogna sempre distinguere tra una depressione che causa delle patologie, come evidentemente può succedere, no? Se uno è depresso e non fa un trattamento efficace, oppure una depressione reattiva a una storia cronica di una patologia per la quale non riesce o non trova trattamenti efficaci. Questo è una cosa diversa. Per quella signora lì, appunto, probabilmente se facesse un trattamento che risolvesse il suo problema della fibromialgia, forse l'ansia calerebbe molto, ecco, voglio dire, questo è il messaggio, bisogna anche vedere quanto è, diciamo, una cosa che era predisposta prima, può succedere, ma però può succedere in tante patologie, uno è ansioso, gli può venire un infarto, no? Sì, certo, può essere, sì. Ma lei però dice dire, che trovare il modo di lenire i sintomi anche grazie attraverso l'ossigenozonoterapia può aiutare anche con gli stati d'ansia in questo caso. Voglio dire, se uno ha avuto l'infarto, è guarito dall'infarto, però può essere ansioso perché ha paura che gliene venga un altro, no, per dire, o comunque, quindi bisogna sempre distinguere tra causa e effetto, no, per esempio dell'ansia e della depressione, quindi comunque c'è gente che è ansiosa perché è ansiosa di per sé, cioè c'è una predisposizione naturale oppure fa un lavoro, una vita che le porta ad ansia, no? Dipende da che attività fa e quant'altro. Certo. Allora professore, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, davvero qualche minuto brevissimo di interruzione, poi ci ritroviamo qui tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, spazio quest'oggi dedicato all'approfondimento della salute. Parliamo in particolare di fibromialgia, una patologia cronica che colpisce le donne, specialmente in età adulta, e ce ne sta parlando il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Professore, io vorrei ritornare sulla sintomatologia di questa patologia, una sintomatologia molto variegata, aspecifica, quindi facilmente confondibile anche con altri disturbi, con altre patologie, quindi il dolore, abbiamo detto, la difficoltà di concentrazione, la difficoltà di memoria, anche il sonno disturbato con continui risvegli notturni. Sono tutti piccoli campanelli d'allarme che però insomma difficilmente ci fanno pensare alla fibromialgia, no? Certo, può succedere così, ma va ricordato che ci sono una serie di sintomi, per esempio questi del disturbi del sonno e la difficoltà appunto a addormentarsi, di risveglio proprio per i dolori, spesso sono presenti anche di notte, quindi uno si sveglia al mattino che è stanco, è rigido nel collo, ha tutta una serie di disturbi. Non essendosi potuto riposare perché non ha dormito, evidentemente
questo peggiora la situazione, questo diventa una cosa cronica, quindi si diventa sempre più stanchi e più doloranti. E come ha ricordato appunto anche i problemi che abbiamo già detto prima di tipo di ansia, di depressione, di attacchi di panico che ci possono essere nell'ambito della fibromialgia, e anche disturbi ginecologici. Ecco, per esempio c'è stato recentemente uno delle pop star, diciamo, italiane, che ha avuto il coraggio, è stato veramente bravo a raccontare la storia della sua compagna, la sua fidanzata, che ha una vulvodimia e un problema proprio di vaginismo e di dolori vulvari, che poi dopo ho saputo, ho visto un'altra informazione, che erano associati a una fibromialgia. Ecco, per cui ci sono anche dei disturbi di questo genere che rientrano, oltre che ai problemi del colon irritabile, la dispepsia, tutti i problemi, cioè sono un sacco di problemi che poi, soprattutto in presenza per questo è il sintomo principale, di dolori diffusi e che non sono causati da altra causa ovviamente, dolori diffusi dalla testa ai piedi, che con una stanchezza severa, spesso associata ai dolori e ai disturbi della concentrazione e della memoria, questa nebbia nella testa che c'è, che peraltro è la stessa nebbia nella testa che c'è poi nella sindrome della fatica cronica, c'è anche nel long covid, no? Quindi è un problema veramente di tanti disturbi che possono essere presenti e che devono essere inquadrati, e chi ha un'esperienza può fare diagnosi di questa patologia e cercare poi di migliorare. Ecco, nella mia esperienza ho visto tantissimi pazienti e devo dire che l'ossigeno-ozonoterapia ci ha dato i risultati migliori, ma magari uno ha benefici con altri interventi tipo biorilassanti, antinfiammatori, antidolorifici. La cannabis, per esempio, mi viene riferita, io non l'ho mai usata, ma mi viene riferita da altri specialisti che può essere di grande beneficio, per esempio, in quelli che non... però ecco, io ho questa esperienza dell'ossigeno-ozonoterapia e peraltro, come ho fatto vedere prima, i pazienti con la sindrome fibromialgica, con l'associazione dei pazienti della Val d'Aosta hanno pubblicamente voluto gratificarci di questi risultati che otteniamo nell'ambito della SIOT, della Società Scientifica di Ossigeno-Ozonoterapia, e dove ci sono tanti centri in Italia, per cui non è che sono solo io che faccio l'ossigeno-ozonoterapia, ci sono tantissimi centri e tutti hanno dei risultati molto buoni, non solo in questa patologia, nella fibromialgia, ma come abbiamo anche detto, ma è il caso di riferire, di ribadire ancora, nella sindrome da stanchezza cronica o comunque anche altre stanchezze di altro tipo, per esempio quelle che ci sono associate a certe malattie neurodegenerative. Ho avuto recentemente un paziente veramente con una sclerosi multipla abbastanza iniziale, che faceva un trattamento con qualche beneficio, però quando ha fatto l'ossigeno-ozonoterapia ha avuto un beneficio notevolmente maggiore e quindi è stato molto, molto contento. Ovviamente così vale anche per certe demenze all'inizio della loro patologia, certe SLA, sclerosi laterale amiotrofica, all'inizio, soprattutto all'inizio, possono avere benefici dall'ossigeno-ozonoterapia proprio perché l'ozono funziona come antiossidante, cioè abbatte i radicali liberi che noi sviluppiamo soprattutto in eccesso, soprattutto nelle malattie croniche come la fibromialgia e le altre di cui parlavo, ma anche nei tumori, per esempio, insieme alla chemioterapia o l'ormonoterapia o l'immunoterapia o la radioterapia, può essere di ausilio proprio perché agisce proprio sui radicali liberi e quindi migliora la qualità della vita, nel senso di migliorare i trattamenti, migliorare gli effetti collaterali dei trattamenti che si ottengono. Per esempio nel Benin, io ho l'esperienza del Benin, che è lo stato più povero dell'Africa, dove il chirurgo di un grosso ospedale che ha 500 posti letto non hanno i soldi loro neanche per piangere nel Benin, è lo stato più povero dell'Africa, non possono comprare i farmaci per la nausea e il vomito quando fanno la chemioterapia, quei pochi chemioterapici che hanno. Ebbene loro gli è stato regalato una macchina da un'azienda italiana
e la macchina di ossigeno ozono, e fanno l'ozonoterapia durante la chemio, e mi diceva appunto il chirurgo, mi diceva che hanno un ottimo risultato, cioè riescono a sopperire al problema della nausea e del vomito durante la chemio. Non è un trattamento antitumorale, ma di supporto alle terapie antitumorali, sia ben chiaro. Quindi anche nei tumori abbiamo dei pazienti, anche noi, che per esempio che fanno certi ormoni che per la terapia del tumore, che danno degli effetti collaterali spiacevoli, e hanno dei benefici. Poi chiaramente, le ho già parlato, ma delle ernie lombari, delle ernie cervicali, nelle artrosi funziona bene, trattamenti locali, e quindi insomma l'ossigeno ozono non è la panacea di tutti i mali, ovviamente, non è No, che però è una puoi terapia fare, molto è una versatile, terapia insomma. che si può fare ovviamente insieme anche ad altri trattamenti, non è che deve essere fatta esclusivamente, può essere in aggiunta. Per esempio, quando parlavo delle malattie neurodegenerative, la sclerosi multipla, il Parkinson, eccetera, uno continua a fare i trattamenti che sta facendo, che alle volte sono molto beneficio, e continuano e possono avere dei benefici anche con l'ossigenotonoterapia, che, ripeto, un trattamento del tutto privo di effetti collaterali. Questo è sempre importante riferire. È il trattamento più biologico che esiste, più naturale che esiste, perché ossigeno e un suo derivato come l'ozono, non so come possa essere di meglio, non so come naturale. Ecco, professore, nel caso proprio della fibromialgia, un trattamento con l'ossigeno ozonoterapia, in quanto tempo può dare i primi benefici? Ecco, adesso dipende da caso a caso, ma solitamente noi Certo. facciamo un trattamento di un mese, di 5 settimane, un paio di volte alla settimana per 5 settimane, poi si vede, perché alle volte ci vuole un po' di tempo per avere dei risultati, alle volte già dopo 2 o 3 volte c'è già un beneficio, ma ci vogliono almeno 5 settimane per poter dire che risultato si ottiene. E che, ecco, se qualcuno poi vuole andare su Facebook, sulla mia pagina Facebook, Umberto Tirelli su Facebook, a Facebook, trova, andando indietro nel tempo, perché è un po' che non faccio queste interviste, diciamo, a persone, cosiddette testimonial, che hanno fatto la fibromialgia e che hanno fatto l'ossigenotonoterapia, raccontano loro i risultati che hanno ottenuto, perché poi anch'io cerco sempre, chiaramente intervisto quelli che hanno avuto dei benefici, non parlo di quelli che non hanno avuto benefici, perché evidentemente non è proprio il caso, ma però sempre ricordando tutte le volte che non si ottengono sempre quei risultati magnifici di quelli che raccontano dei risultati che hanno ottenuto. Però ci sono delle persone che si espongono e dicono: io 4 anni fa avevo questa roba e adesso non ce l'ho più, e dopodiché questo è un bel risultato, un bel messaggio da dare Sono a tutti. benefici duraturi nel tempo, professore, oppure c'è bisogno di qualche seduta di mantenimento, diciamo così? Bisogna sempre fare un mantenimento, e questi risultati che dicevo prima di questi testimoni sono persone che hanno proprio avuto dei risultati che sono persistiti nel tempo, adesso raccontano la loro storia quasi come fossero dei guariti. Io dico sempre attenzione, perché possono essere delle ricadute, eccetera, ma parlano di anni di trattamenti, ma dei trattamenti poi che dopo la parte di attacco, come ho detto prima, delle 5 settimane, poi possono essere una volta alla settimana, una volta ogni mese, una volta, cioè si mantiene il risultato ottenuto ogni tanto, per cui non è necessario. E comunque ci sono quelli che mantengono nel tempo i risultati ottimi ottenuti, altri invece casomai perché non fanno più, perché il problema è proprio convincere le persone a continuare a fare un mantenimento, perché dopo che hanno fatto la terapia d'attacco, se casomai hanno avuto un beneficio, dicono basta, a questo punto ho già ottenuto il risultato. Invece c'è bisogno di un mantenimento che è quasi più importante, come la terapia di attacco, ecco. Certo. Allora, professore, ci ha scritto Anna sulla nostra pagina Facebook di Antenna 3 e ci ha scritto: ho la fibromialgia con cefalee frequenti e anche molto intense. Ormai nemmeno gli antidolorifici mi aiutano. Cosa mi può consigliare il professore? L'ossigenotonoterapia se non l'ha fatta, perché anche quello, la cefalea. Io ho dei pazienti che avevano la cefalea praticamente, che non riuscivano più a tollerare, e adesso non ce l'hanno più, con tutti gli stessi farmaci che facevano prima, non hanno cambiato niente, e invece anche la cefalea può avere dei grossi benefici, proprio perché l'ossigeno in particolare ossigena tutto quanto il corpo, no? Facendolo in vena e distribuendolo
facendo il dosaggio giusto, e quindi ci possono essere dei benefici proprio a livello encefalico, a livello del cervello, a livello di tutti gli organi. Quindi è qualcosa che può beneficiare anche una persona che ha una cefalea, che è difficile. Anche qui ovviamente non sempre funziona, è chiaro, però ci sono quelli che invece a quelli ha funzionato molto bene nel tempo, non è che hanno 2 giorni dopo, no, proprio parliamo di anni dopo. Certo, quindi Di... vale comunque sempre la pena fare un tentativo, insomma, per vedere se la terapia può essere efficace. Tutto privo di effetti collaterali, purtroppo ci costa al paziente perché non è approvato dal sistema sanitario nazionale, ma questa è un'altra faccenda. Siccome le regioni devono fare questo lavoro qua, ripeto, in Val d'Aosta l'hanno approvato, per cui voglio dire che adesso aspettiamo, che noi saremmo ben felici che tutta Italia ci fosse l'approvazione sia della fibromialgia che della sindrome fatica cronica come patologie, e sia l'ossigeno-ozonoterapia come terapia, che venga approvata, rientri nei cosiddetti LEA, questi livelli di assistenza, che vengono, diciamo, coperti dal sistema sanitario nazionale. Tra l'altro risparmiando sicuramente su tanti farmaci che vengono usati in quantità industriale, ma che casomai non sono così efficaci come l'ossigeno-ozonoterapia. Certo. Senta professore, abbiamo capito che una diagnosi corretta è fondamentale, no? Per iniziare tempestivamente la cura più adatta, ma le chiedo questo, se non viene curata la fibromialgia in maniera insomma, adeguata, quali conseguenze può portare al paziente? Il paziente non vive una vita accettabile, deve solo parlare con uno con la fibromialgia e gli racconta com'è la vita sua, no? Non riesce, non può fare niente, cioè, ha dolori continui, quindi si rifugia nei trattamenti. Guardi che, non per spaventare la gente, ma in Europa e anche in Italia non abbiamo mai ricordato quello che è successo e sta succedendo negli Stati Uniti con l'epidemia da opioidi. L'epidemia da opioidi è nata perché dei pazienti che avevano dei dolori, immagino anche fibromialgici, ma anche dolori normali dopo un intervento chirurgico, mal di schiena, eccetera, sono diventati dipendenti da farmaci come degli opioidi che venivano contrabbandati o diffusi come che non portavano dipendenza, invece la portavano e come. Questi sono morti migliaia e migliaia di persone di overdose negli Stati Uniti. Non so se mi spiego, per dire cosa può succedere, no? Per fortuna in Europa, per il nostro sistema sanitario diverso, non abbiamo avuto questo problema, ma invito tutti ad andare su Google e mettere epidemia da opioidi USA, e poi vedete cosa è successo, gente che è morta di overdose anche in vena, no? Perché poi passavano, gente che non erano tossicodipendenti, niente, avevano solo dolori. Quindi attenzione, perché quando si passano questi farmaci poi non si può mai sapere come si va a finire. Negli Stati Uniti c'è un'epidemia in corso di cui nessuno parla, non so perché sono farmaci, allora non si può parlare, non so come sia, ma fatto sta che è così, di cui sono morte qualche centinaia di migliaia di persone di overdose. Certo. Andare a vedere perché da noi nessuno ne parla, ma però esiste questa roba qua negli Stati Uniti e non in Corea. Certo. Senta professore, abbiamo gli ultimi 2 minuti a nostra disposizione, chiuderei così, le chiedo se questa patologia, la fibromialgia e in generale le patologie che riguardano le donne sono ancora poco conosciute e anche poco studiate, e perché? Non lo so perché c'è uno scetticismo di base un po' tra i medici, no? Anche tra i ricercatori. E devo dire sinceramente, io mi sono sempre interessate di malattie importanti come i tumori, l'AIDS, la sindrome della fatica cronica, gli anziani, cioè delle robe sempre che tutti coglievano come molto importanti, eccetera, eccetera. Però voglio dire, ci sono delle patologie che sono poco considerate per una serie di scetticismo che c'è, anche perché, e quindi non si investe. È diverso per esempio negli Stati Uniti, dove la sindrome da fatica cronica, anche la fibromialgia e il long covid vengono considerati in maniera molto diversa rispetto a noi, cioè nel senso che c'è investimento maggiore nella ricerca, e tutte le università più importanti, per esempio a Stanford, c'è un building proprio
che è deputato alla sindrome da fatica cronica e alla fibromialgia, dentro al campus dell'università. Cioè è una patologia che viene studiata nell'università e trattata nell'università americana di Stanford, che è una delle principali, privata peraltro, dove costa l'ira di Dio tutto, ma però voglio dire viene considerato diversamente. Da noi c'è un po' questo, mi pare, così è la mia impressione, poi non so se è vero, ma può essere che sia vero. Comunque fatto sta che c'è poco considerazione, a tal punto che la patologia non viene neanche considerata come una malattia, nel senso che non viene approvata come patologia. Sì, si parla, ci sono varie commissioni che hanno fatto, però alla fine non si arriva non ha un riconoscimento, ecco. A un riconoscimento vero. I pazienti purtroppo non trovano, diciamo, un riscontro della loro patologia e diventa sempre difficile. Io ho fatto non so quanti certificati per le scuole, per esempio, perché l'università, che i pazienti che vedevo non riuscivano più ad andare a scuola, non riuscivano più ad andare, parlo soprattutto della sindrome da fatica cronica, ma anche della fibromialgia. Scrivevo al preside che considerasse le assenze giustificate, bla 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 bla, perché trovavano difficoltà dei pazienti anche proprio a essere accettati, diciamo, come persone malate, no? Venivano considerati un po' come da gente che ci marciava sopra, no? Cioè, non so, stavano a casa perché non avevano voglia di studiare o cose di questo genere, è successo anche questo, o di lavorare, quelli certo, che stavano a lavorare. Per cui ho scritto chissà quanti centinaia di certificati per chiedere che venisse riconosciuta la patologia e venisse considerato vero quello che il paziente diceva. Grazie di avercene parlato, professore, perché insomma abbiamo capito che se ne parla sempre troppo poco di questa patologia. Vorrei ricordare questo discorso che ho fatto, che nessuno ne parla mai, che è l'epidemia da opioidi negli Stati Uniti. Andate a vedere cosa succede, cosa è successo e cosa sta succedendo, perché non è risolto il problema. Nessuno ne parla, non ho mai visto, forse c'è stato qualcuno che ne ha parlato, immagino, però non ho mai visto porta a porta, lo so, o anche questa roba qui non viene ricordata, ed è una cosa che ci dovrebbe interessare molto, proprio per il fatto che i farmaci antidolorifici potrebbero poi portare a delle conseguenze come quelle di cui dicevo prima e che vi invito ad andare a vedere. Non certo. troverete sul giornale, non viene parlato mai, però se andate su Google, il dottor Google sa tutto, per cui ricorda tutto, non dimentica niente. Forse perché è troppo, diciamo così, lontana geograficamente da noi e quindi poco considerata. Grazie al professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. Grazie professore, grazie davvero. Grazie a lei, buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Grazie e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie anche a voi di averci seguito, arrivederci.